Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle ultime notizie del Napoli. Forza Napoli sempre! La finestra di mercato estiva si avvicina a grandi passi e voci e indiscrezioni iniziano già a circolare. Secondo Planeta do Futebol, che cita ESPN su X, il difensore brasiliano Danilo dos Santos, del Botafogo, ha attirato l'attenzione di diversi importanti club europei. Zenit San Pietroburgo, Atletico Madrid, Newcastle, Bayer Leverkusen e Napoli sono tra i club che hanno mostrato interesse per il difensore classe 2001, considerato uno dei talenti più promettenti del calcio brasiliano. Il Botafogo, a sua volta, è consapevole del crescente valore del giocatore. Il club ritiene che una convocazione nella nazionale brasiliana per i mondiali del 2026 potrebbe far aumentare il prezzo di Danilo dagli attuali 30 milioni di euro a 40 milioni di euro. Per questo motivo, la dirigenza del club brasiliano ha deciso di non avviare alcuna trattativa prima dell'inizio dei mondiali. L'obiettivo è chiaro: massimizzare le prestazioni del giocatore in campo e il ritorno economico in caso di trasferimento. Danilo, reduce da ottime prestazioni con il Botafogo, ha attirato l'attenzione per la sua solidità difensiva, le sue doti offensive e la sua versatilità. I club interessati rappresentano profili molto diversi, dall'ambizioso progetto del Newcastle alla volontà del Napoli di rinforzare la difesa, senza dimenticare l'esperienza europea di Atletico Madrid e Bayer Leverkusen e la potenza finanziaria dello Zenit. Qual è la vostra opinione, tifosi del Napoli? Danilo sarebbe un buon acquisto per il Napoli? Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, mettete un like al video e iscrivetevi al canale. Forza Napoli sempre!